corsa per 4 anni di alta qualità, soggetti anche piazzati classici, in particolare Capovento Pax, reduce da un bel piazzamento classico, poi l'ultima a Milano potrebbe essere stata una prestazione interlocutoria, oggi lo vedremo. In 7 al via 1 campione era Alessandra De Vidè, 2 Capovento Pax Rebecca Dami, 3 Crisper Rosario Vaccaro, 4 Cœur d'F Thomas Manfredini, 5 Carosio Light Filippo Monti, 6 Calvados B Mauro Biasuzzi, 7 Conrad Di Poggio Matteo Zaccherini. È il centrale di giornata e chiude, dal punto di vista tecnico almeno, e chiude il pomeriggio. Si ritrae Calvados B ed è veloce Cœur d'F che va subito a condurre nei confronti di Campione Ral che serra sotto allo steccato, nei confronti di Crisper e di Carosio Light. Sbaglia Crisper, come l'altro giorno non gradisce la prima curva dell'Arcoveggio, insiste a largo Carosio Light che però deve desistere perché Cœur d'F l'ha presa di gran lena. 13,8 per i primi 200 metri di corsa e si va verso la conclusione del primo quarto con Thomas Manfredini che prova a rallentare gli ardori della battistrada. 28,7 per i primi 400 metri, in vantaggio Cœur d'F, di fuori Carosio Light, secondo allo steccato è Campione Ral, va a fare la seconda pariglia al largo Rebecca Dami con Capovento Pax, i primi 600 se ne vanno in 44,1 con in vantaggio Cœur d'F, Carosio Light che secondo caratteristiche agisce all'esterno, poi allo steccato Campione Ral avanti a Conrad Di Poggio, poi alla retroguardia Calvados B. Prosegue sul passo Carosio Light all'esterno di Cœur d'F in percorso in costruzione. Filippo Monti che cerca di giostrare a piacimenti parziali a lato della leader che però fa ancora un 14,5, 1,13 il primo chilometro, in vantaggio Cœur d'F. Adesso Carosio però implementa l'azione all'esterno e tende a passare a 400 metri dalla conclusione. Carosio Light che cerca di scendere allo steccato prima della curva, ci riesce, si mette in moto Capovento Pax, poi ancora Campione Ral che cerca di andare a scavalcare Cœur d'F. Carosio Light in vantaggio, Capovento Pax che lo fila, ancora Campione Ral, la piegata conclusiva in 14,6, Carosio Light in evidenza, Capovento Pax che prova ad andarlo a prendere, poi Campione Ral a centropista, Carosio in vantaggio, ci prova Capovento, Carosio che ha ancora una di margine nei confronti di Capovento che recupera nel finale, ma Carosio Light ha fatto bene i conti al secondo e Capovento Pax al terzo. Campione Ral 14,5 per la dritta arrivo 1, 12,7 il ragguaglio cronometrico. Filippo Monti perfetto in sediolo all'allievo di Lorenzo Baldi. I colori sono quelli della Team Fire Trotter, il successo del figlio di Gruccione Jet e Maryland B. Percorso esterno come da caratteristiche, passa, cucina a fuoco lento Cœur d'F, nel finale si difende dal finish di Capovento Pax. Al terzo posto è Campione Ral, l'ultimo vincitore del primo semestre all'Arcoveggio è Filippo Monti con Carosio Light.